quindi addirittura il cliente si trova in giro per l'Italia / Europa e noi possiamo vedere in linea diretta, quando ha un'accensione di un'anomalia sul quadro strumenti, cosa sta segnalando la vettura. Benvenuti a un nuovo episodio di Artigiani, Ritorno al futuro, il podcast di CNA. Sono qui con Mirko Antonello di Antonello Service. Mirko, il tuo è un settore tradizionale, o meglio, apparentemente tradizionale, che negli anni è cambiato moltissimo. La vostra azienda è attiva da un bel po' di anni, da decenni. Come è cambiato e come sta cambiando il settore in cui lavorate? Beh, allora, di sicuro il punto focale del cambiamento è la quantità di servizi che dai al cliente del tuo settore, chiaramente. Quindi non più tenersi un solo e unico servizio, per esempio nel nostro caso la carrozzeria, ma variare, aprire il ventaglio per dare al cliente il massimo di servizi relativi al mondo dell'automobile. Noi in questo podcast parliamo proprio di ritorno al futuro perché oggi il mondo dell'artigianato e degli artigiani è molto diverso rispetto a quello che è l'immaginario collettivo. Voi lavorate tanto anche con la tecnologia, con l'evoluzione, con l'aggiornamento. So che ad esempio usate molto l'intelligenza artificiale. Tutti pensano che sia soltanto chiedere qualcosa a ChatGPT, ma immagino che in un mondo complesso come quello dell'automotive oggi sia qualcosa di molto più complicato. Ci vuoi raccontare qualcosa? Certo, allora al lato vettura, quindi dietro le quinte, ovviamente tutta la tecnologia e l'intelligenza artificiale sta lavorando sulla diagnostica della vettura, stanno lavorando anche sulla diagnostica in remoto della vettura, quindi addirittura il cliente si trova in giro per l'Italia / Europa e noi possiamo vedere in linea diretta, quando ha un'accensione di un'anomalia sul quadro strumenti, cosa sta segnalando la vettura, quindi già questo ci sta aiutando tantissimo. Nel lato invece front cliente, front office, abbiamo tutta un'intelligenza per comunicare con il cliente anche le scadenze future, quindi l'intelligenza si calcola tutte le scadenze in base al profilo del cliente, quindi chilometraggio, tipo vettura, eccetera, eccetera, e noi riusciamo ad anticipare quella scadenza avvisando il cliente. Quindi un lavoro che, come va tanto di moda dire, è predittivo, cioè si anticipano i problemi spesso. Assolutamente, sì, sì, soprattutto nella manutenzione stiamo cercando di anticipare in base alle abitudini del cliente. Ecco, una domanda che mi viene spontanea. Il cliente percepisce questo salto? Riuscite a comunicarglielo, a spiegarglielo? Si rende conto del lavoro che c'è dietro anche una semplice chiamata per dirgli guarda che potrebbe succedere questa cosa qui? Allora, non sempre, o meglio dovresti chiederlo al cliente forse finale, ma di sicuro se lo aspetta. Anche solo essere avvertito di una prossima manutenzione o un prossimo cambio freni che nessuna segnalazione te lo può dire, se non che quando arriva proprio il momento di farlo, lui ormai lo dà per scontato che noi abbiamo in mano la vita della sua vettura. Quindi anche per voi immagino il lavoro di aggiornamento a livello non più soltanto di strumenti ma anche di software diventa importante. Certo, e anche di infrastruttura, quindi server e quant'altro. Una volta il babbo, quando aveva aperto la carrozzeria, non aveva nulla a livello di server, chiaramente. Adesso sta diventando veramente importantissimo avere un buon armadio rack, come mi hanno insegnato i tecnici, perché è quello il cuore pulsante dell'attività. E per quanto riguarda invece le skill, le abilità dei dipendenti, come è cambiato questo lavoro? Immagino che ci sarà una parte ancora tradizionale, ma anche qui ci sarà un'evoluzione. Beh, certamente, soprattutto sulla diagnostica sempre, abbiamo dei corsi di formazione che vengono fatti direttamente a Roma, tra l'altro cadenziati e regolari, quindi non è uno spot ogni tanto, per far sì che anche il tecnico rimanga al passo coi tempi. Mirko, invece, se tu dovessi dare 3 consigli a chi fa il tuo lavoro o a chi ha in mente di aprire un'attività come la tua, per partire oggi in un mondo che è sempre più competitivo e come abbiamo visto anche in cui gli aggiornamenti sono sempre più fondamentali, che consigli daresti? Allora, io darei un macro consiglio soprattutto, che ne raggruppa 3, che è quello e mi richiamo all'inizio della nostra chiacchierata, di dare tutti i servizi possibili e immaginari relativi al mondo, per esempio del mio settore dell'automobile. Esempio, il cliente ha bisogno di un punto di riferimento per fare tutto quello che riesce sulla vettura, quindi ampliare la propria mente, il proprio portafoglio di servizi per essere pronto alla richiesta del cliente che già si aspetta che venga fatto tutto in un unico posto. Ottimo, molto interessante e mi sembra veramente un bel consiglio.
Abbiamo parlato dei tanti lati positivi dell'innovazione, ma immagino che come sempre ci sarà anche un rovescio della medaglia, nel senso che gestire nuove realtà anche tecnologiche potrebbe portare anche delle problematiche. Quali sono, diciamo, i lati oscuri di questa innovazione? Sicuramente a livello di software abbiamo tantissimi falsi allarmi e questi falsi allarmi sulla vettura si ricreano in un allarme infondato, ma per il cliente fondato, nella circolazione della vettura. Quindi questi falsi allarmi ci complicano un po' la vita perché creano allarmismi che poi non esistono. Allora vogliamo magari dare anche un messaggio per tranquillizzare gli utenti: non sempre l'allarme è pericoloso, basta controllarlo e verificarlo, però magari non allarmarsi troppo, per usare un gioco di parole. Sì, certo, dipende dal tipo di allarme, quindi quando esce un allarme, una spia, un suono sulla vettura, prima di tutto è leggere cosa la vettura ti sta dicendo. Non pensiamo che qualsiasi suono sia un problema grave e contattiamo ovviamente sempre l'officina, ma prima di tutto leggere e capire. Anche il colore della spia, come sempre, differenzia il tipo di allarme. Tra l'altro mi sembra di capire una cosa comune a tanti colleghi che abbiamo intervistato: il rapporto con il cliente diventa sempre più importante anche in un'epoca così tecnologica. Certamente la fiducia, poi il rapporto di fiducia tra meccanico, carrozziere e cliente, anche con la nuova tecnologia rimane, perché la fiducia è tutto in un mondo di vendita di servizi. Infine, prima di chiudere, una cosa che ho notato: voi siete molto attivi anche sul fronte social. Quanto è importante oggi per un'azienda come la vostra la comunicazione? Penso che anche questo sia cambiato moltissimo rispetto alla pagina di giornale o il volantino di 30-40 anni fa a quello che si fa oggi in azienda. Possiamo dire che l'ha completamente sostituito, nel senso che ormai la comunicazione si fa sui social, che è molto più diretta, anche per certi aspetti più economica, è molto più efficace e se devo dire anche dietro le quinte molto più divertente da fare. Io allora ringrazio Mirko Antonello di Service Antonello e vi do appuntamento a un nuovo episodio di Artigiani Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto. Ti è piaciuta la puntata? Allora iscriviti al canale di CNA Veneto, lascia un commento e seguici sui social.